d'argento che va veloce e mi porta a te. Ultimo strappo e poi laggiù, l'orizzonte traguardo blu, perché sono come una formica, sudo ma non mollo mica, corro lungo le strade, chiamo nel silenzio il tuo nome. Pedalo, non ti fermo mai, sudo, corro, tremo e poi gira, giro, ci soffro la salita e poi lancio la discesa che gira, giro, d'Italia. Abbiamo attraversato il Postano per entrare a Rovigo, i corridori del gruppo Ponte della Polesella, attraversato prima dai 7 al comando: Bouchard, Peillot, Ravanelli, Contreras, Tonelli, Vanuc e Rota. Quindi tanta Italia nella fuga odierna, una fuga che è partita una ventina di chilometri dopo l'avvio che è stato dato alle ore 11:52. Sono 143 i corridori che hanno preso il via a questa 13ª tappa. Partenza quindi da Cervia, caro Fabio Genovesi, la città del sale, e abbiamo già incontrato parecchie saline, no? Salendo su per la dorsale adriatica, Santa Margherita di Savoia, poi sempre più su. Anche in Sicilia eravamo partiti, avevamo trovato il sale, l'oro bianco. Per fortuna l'oro bianco, è ovunque, avendo noi tanto mare c'è anche tanto sale. Siamo partiti da Cervia, dove le saline sono anche un'oasi naturale di più di 800 ettari e sono una risorsa economica enorme, ma il sale noi lo sottovalutiamo, ormai lo troviamo in casa, costa relativamente poco, ma il sale è la vera ricchezza dell'umanità. Non a caso già Omero lo chiamava la sostanza divina, ma i Maya lo utilizzavano nella medicina, i greci e i romani non potevano compiere sacrifici se non avevano il sale, e gli egizi, per avere il loro processo celeberrimo di mummificazione, utilizzavano fra le varie sostanze fondamentale il sale. In un'epoca lunghissima, millenni, nell'uomo, in cui il cibo era poco, quello che si trovava, e non c'era modo per mantenerlo, una sostanza miracolosa che permettesse di mantenere il cibo per un po' di tempo voleva fare la differenza fra vivere e morire. Per questo rovesciare il sale porta sfortuna, e le persone che non sono intelligenti, si dice non hai sale in zucca oppure sei sciocco, perché il sale è sempre ciò che dà ricchezza e intelligenza. Le grandi rivoluzioni della storia, già in Canada, ma la rivoluzione indiana del Mahatma Gandhi parte dalla ribellione indiana ai prezzi eccessivi e le tasse messe sul sale da parte dell'impero britannico. In Italia del resto il sale era anche lì monopolio, è stato qua monopolio fino al 1975, dove la parte di tasse che pagavamo sul sale raggiungeva il 70%. Quindi noi si dice sale, ma il sale ha deciso la storia del mondo. Basti dire, la chiudo così perché si capisce, che la famosa distruzione di Sodoma e Gomorra, che nella Bibbia è la grande punizione di Dio per il loro comportamento dissoluto, pare che siano invece crollate storicamente nel corso delle guerre del sale. Le guerre del sale sono state le più tremende della storia dell'umanità, perché appunto senza sale non si vive, e il sale, grazie a Dio, in Italia, con tutto il mare che ci abbiamo, non ci manca. Manca solo nel vostro pane, però, perché tu sei toscano e il pane è sciocco. Perché molti toscani poi ci mettono sopra il prosciutto molto salato e pareggia, ecco. Chi invece mangia pane e verdure è fregato. Tu sei fregato, quindi, perché non mi vedo genovesi mangiare pane e salame. Ma anche il pane lo mangio poco, ma insomma, vabbè. Ecco la maglia bianca vestita da Hindley, ma in realtà il possessore di quella maglia bianca è anche possessore della maglia rosa. Ricordiamo che si veste la maglia che ha più importanza, quindi la maglia rosa è più importante della maglia bianca, e allora il detentore della maglia rosa veste quella e non veste quella bianca, che viene vestita dal secondo in classifica generale. Gruppo sempre condotto dagli uomini della Boransgro, i compagni di squadra di Sagan mantengono sempre il distacco intorno ai 2 minuti nei confronti dei 7, e durante la nostra lunga diretta, che parte sempre con villaggio di partenza con Rai Sport, abbiamo ricevuto alcune domande da voi telespettatori attraverso l'hashtag Rai Giro.
l'ultima, e avevamo sospeso la risposta, riguardava proprio la condizione di Cadelpoggio. Sarà possibile per il pubblico salire sulla salita di Cadelpoggio? Chiedeva Alessandro. Sì, la salita è aperta al pubblico, naturalmente bisogna indossare la mascherina e ci deve essere il distanziamento previsto dalla legge. Comunque la salita è aperta al pubblico e tra l'altro ci siamo informati, c'è sole in questo momento, è previsto ancora di più sole domani, quindi sarà una bella giornata. Naturalmente ci saranno le forze dell'ordine a regolare il tutto, quindi è possibile accedere a Cadelpoggio per andare a vedere i corridori passare con il distanziamento e con le mascherine indossate. Sì, naturalmente a piedi, rispettando le regole imposte dal governo attualmente. Ecco, quindi è vietato invece bivaccare, cioè non si può fare come magari si faceva una volta, di andare lì la sera prima e stare, parcheggiare i camper così. Quello non è possibile, però invece sarà possibile andare sul sito con il distanziamento sociale dalle altre persone, godersi lo spettacolo del Giro d'Italia, che è questo filo rosa di normalità che sta attraversando l'Italia. siamo prossimi adesso al traguardo volante. La squadra della Bora Granò non ha richiuso sul traguardo volante, quindi procedono sempre con un distacco di 1 minuto e 55 secondi e probabilmente cercheranno l'aggancio a 40 km dall'arrivo prima delle ultime 2 salite. E abbiamo visto intanto il monumento che ricorda, eccolo qua, il monumento che ricorda Ballerini. Siamo a 5 km dal passaggio in Veneto e qua una statua che ricorda proprio il commissario tecnico della nazionale, che ci ha lasciato un incredibile incidente occorso durante un rally. Faceva il navigatore, il commissario tecnico Ballerini, vincitore di 2 Parigi-Roubaix, è entrato nella storia del ciclismo prima come corridore e poi come commissario tecnico, con i tanti successi azzurri, la vittoria di Cipollini, la doppiata di Bettini e la vittoria di Ballan. E questo è un bel monumento che proprio all'entrata dalla città di Rovigo, proveniendo da sud, si incontra. Una bella testimonianza, tra l'altro proprio dei ballerini. Abbiamo parlato di Giovinazzo, di questa propria scuola di ciclismo Ballerini, che continua a essere portata avanti con grande determinazione dalla gente del luogo. 7 corridori, Ravanelli e Peillot. Androne Sidermec che si conferma anche quest'anno squadra sempre all'attacco, presente, si sta mettendo in luce questo svizzero della Svizzera romanda, Simon Peillot, campione nazionale svizzero della montagna, quest'anno si è laureato, lui che è cresciuto proprio in una squadra svizzera, la IAM, che poi ha deciso di fare il passo nel World Tour. È stato un passo più lungo della gamba, come suol dirsi, perché poi dopo 2 anni la IAM è saltata per aria, come sta accadendo a molte squadre. Infatti ne abbiamo parlato in questi giorni, come sarebbe da rivedere tutto il sistema ciclismo e il sistema World Tour, alla luce anche poi dei comportamenti delle squadre del nord nei confronti del Giro d'Italia in questo periodo. Soprattutto mi riferisco alla scorrettezza fatta dalla Jumbo Visma nei confronti del Giro d'Italia, un ritiro in massa ingiustificato. Sicuramente sì, un ritiro che non ha giustificazione, perché il Giro non lo merita, tutta l'organizzazione non lo merita, e speriamo che venga presa in considerazione da parte di Lucia questa scorrettezza fatta dalla squadra della Jumbo Visma, quindi vedremo un po'. Nel frattempo siamo prossimi al traguardo volante, un traguardo volante che sarà sicuramente non determinante per la maglia ciclamino, e staremo a vedere chi verrà davanti adesso a aiutare la Bora Hansgrohe per poter ridurre questo distacco di 1 minuto e 50 o quasi 2 minuti che si è attestato fra i fuggitivi e la testa del gruppo. E qua vediamo Rovigo con le sue fortificazioni, con la Torre Donà, con la Porta San Bartolo, tutte le bellezze di questa città. Vediamo dall'alto il campanile, c'è anche bellissima la chiesa di San Francesco e Giustina. Rovigo che tra l'altro come sport d'eccellenza
ha sempre avuto il rugby, grande tradizione rugbistica, il Veneto in particolare, questa zona di Rovigo e del Rodigino. E le prime montagne che si trovano sono proprio i colli dove stiamo parlando, perché è una zona assolutamente piatta, caratterizzata da tantissime vie d'acqua. Dicevamo prima, quando ci sono state le belle inquadrature, proprio della caratteristica di questo territorio Ferrara-Rovigo, questi 3000 chilometri di canali, di fiumi, col delta del Po. Prima hanno attraversato il fiume principale quando sono passati sopra il ponte a Polesella, i corridori, ma il Po che poi si dirama in altri canali, alcuni anche costruiti per opera dell'uomo. Professor Fagnani, buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio anche dalla postazione di Radio Informazioni. Direi che non è stata una tappa piatta nel senso di noiosa, perché per gli appassionati dell'Italia vista dal cielo, oggi grandi vie d'acqua, abbiamo fiancheggiato le valli di Comacchio all'inizio della tappa, e poi questa rete di canali nel Ferrarese, la grande bonifica ferrarese, quelle vie d'acqua che uniscono i vari rami del Po. Abbiamo attraversato prima il Po di Volano, che poi si identifica anche con l'idrovia ferrarese, e tutte le varie bonifiche che sono state effettuate nella zona. Insomma, molto interessante questa pianura ricca di zone umide, e poi abbiamo visto l'attraversamento del Po ramo principale, il cosiddetto Po di Venezia, e ancora attraverseremo altre vie d'acqua come il Canale Bianco, che addirittura arriva dal Mincio, e poi dopo Rovigo attraverseremo anche il fiume Adige. Quindi sicuramente per chi è appassionato di geografia fisica e di scienze naturali una bella tappa. Città dell'Adige anche Rovigo, Adige che poi va a sfociare proprio nel mare Adriatico. Questa è la Torre Donà, abbiamo visto, di cui parlavamo prima. E qui abbiamo un'inquadratura dall'alto per Gregard, qualche problema sta attendendo l'ammiraglia. Coinvolgiamo le nostre motocronache che stanno seguendo le fatiche dei corridori, partendo da Stefano Rizzato che è alle spalle dei corridori. Quindi a te la linea, Stefano. Ruota anteriore per Gregard, problema che comunque in questa fase non comprometterà la possibilità di rientrare per il danese in un gruppo che ha messo il cruise control da un po' di tempo, prosegue a una velocità non trascendentale. L'obiettivo ricongiungimento è posto più in là rispetto allo sprint intermedio di Rovigo. Abbiamo visto passare dopo sosta per bisogni fisiologici anche Elia Viviani, e allora ne approfitto per riportarvi quello che ci ha detto Roberto Damiani, direttore sportivo della Cofidis della squadra del Veronese, che soffre ancora di problemi al ginocchio e al gomito per le botte in quel sfortunato incidente di 2 giorni fa. Sulla possibilità che il Veronese riesca a sopravvivere agli ultimi 2 strappi e a sprintare, Damiani ovviamente dice il futuro non lo conosciamo, però Elia ci prova sempre. E quindi è un finale che andrà a costruirsi la Cofidis con Viviani, abbiamo detto anche con Sonni, altro corridore idoneo a un finale del genere, Rossetto, e quindi la squadra del nord della Francia proprio nei chilometri finali, a seconda della condizione dei vari corridori, in genere ci si mette d'accordo, no? Tra l'altro poi c'è una profonda amicizia tra Consonni e Viviani, che condividono non solo la squadra quest'anno, ma condividono anche le fatiche in pista in vista di Tokyo 2021. Simone Consonni come Elia Viviani fanno parte di quella fantastica squadra creata dal commissario tecnico Marco Villa. Tanto siamo prossimi al traguardo volante di Rovigo, sono punti che valgono per la maglia ciclamino, questi, e vanno a essere sottratti ai corridori del gruppo. Questa lotta tra l'attuale possessore della maglia ciclamino, Arnaud Demar, e alle sue spalle invece Peter Sagan, distacco che è andato a incrementare con la vittoria di Rimini, ma è ancora alla portata di Sagan, la maglia ciclamino. Intanto qua parte Peyo.
Peio che ha fatto appunto una grande prova ieri, ha mancato la fuga con Nervaez e Padun e sta dimostrando anche oggi di avere una buona condizione ed è sempre l'attacco, buttando via tante energie, però magari un giorno prima o poi riuscirà a centrare la fuga che poi potrà andare all'arrivo. Peio, Svizzera romanda per lui, ma si divide tra il canavese, dove ha sede di allenamenti l'Androni Sidermec e il direttore sportivo storico di questa formazione Giovanni Elena, e la Colombia, che è il paese, e qua si dà un autopremio, una caramellina come premio dopo aver passato per primo il traguardo volante. Continuano a mantenere il manicotto indossato i corridori. Andiamo allora dall'altra nostra motocronaca, Marco Saligari, il meteo. Sì, adesso sempre 18-19 gradi, splende un bel sole, e qualcuno i manicotti ha cominciato a toglierli, e soprattutto ha tolto la doppia maglia Vanok, il belga della Lotto Soudal. Avete parlato del traguardo volante vinto da Pelot, ha fatto una bella azione, perché mentre stava tirando il drappello dei 7 corridori il suo compagno di squadra Simone Ravanelli, lui è partito a sinistra prendendo lo spartitraffico dalla parte opposta dei suoi compagni di avventure, quindi li ha sorpresi, anche favorito dal fatto che davanti c'era il suo compagno di squadra. Da poco sono ritornate le ammiraglie sul gruppo di testa, anche perché erano state allontanate prima del rifornimento, quando il gruppo effettivamente si era avvicinato ad un ritardo di poco meno di 1 minuto e 30. Adesso, oltre 2 minuti, sono ritornate a fare assistenza ai fuggitivi. E si lotta anche per il punticino. Arnaud Demar. Sagan si disinteressa completamente a questo traguardo volante, anche perché il bottino è esiguo e Sagan sta mantenendo tutte le energie per il finale di tappa. Sì, perché per lui il finale di tappa è molto importante, ha già messo la squadra in davanti fin dall'inizio e quindi sicuramente cercherà di rimanere coi primi, cercando un'azione anche lui per poter portarsi sul traguardo per vincere questa tappa, che per lui è molto importante. La lotta che prosegue quindi per la maglia ciclamino tra Arnaud Demar, straordinario protagonista fino adesso con 4 vittorie di tappa, e l'imprevedibile Sagan, che è andato a rompere il digiuno, il lungo digiuno per lui, oltre un anno senza vittorie, con uno strepitoso numero nella tappa di Tortoredo, e da lì ha preso anche grande morale. E intanto qui 2 chiacchiere tra i compagni di camera, Jacopo Guarnieri e Arnaud Demar, piacentino, sempre uomo di fiducia per il Piccardo, che ha iniziato a fare ciclismo sulle orme di papà, che era un accanito cicloamatore francese. I racconti di Demar di queste domeniche mattine passate con la famiglia, e si andava a vedere e a tifare il papà. Nel nord della Francia il clima non è propriamente bello, no, e quindi è stato temprato proprio da quelle lunghe domeniche a vedere suo papà. Tra l'altro era anche convincente come cicloamatore il papà di Demar, e da lì è nato l'amore per le classiche del nord di Arnaud Demar. Sicuramente sì, adesso dovremmo vedere anche come si comporterà la Française des Jeux per Groupama, per vedere se Demar punterà la volata o meno, perché fino adesso non si è disinteressato completamente della fuga e ha lasciato fare ai compagni di Sagan. Vedremo nel finale chi si porterà davanti a aiutare appunto a lavorare a Hansgrohe. Attenzione, taglio sotto l'occhio per Ballerini, sta aspettando l'ammiraglia. Adesso abbiamo visto proprio sanguinante Davide Ballerini. Possono essere stati gli occhiali o qualcosa. Possono essere stati gli occhiali, dici Gianni? Può darsi, dico, presumo. Ecco qui che andiamo a vedere proprio che con la borraccia cerca di sciacquarsi il viso, e adesso va all'assistenza medica, l'auto dell'assistenza medica. E qui taglio proprio sotto l'occhio per Davide Ballerini.
appena sarà possibile. Naturalmente Stefano Rizzato andrà a chiedere informazioni, non in questo momento perché c'è molta attenzione anche da parte dell'ammiraglia per quanto è successo a Davide Ballerini. Vediamo proprio assistenza medica e poi dietro l'ammiraglia con Davide Bramati, e lì lo vediamo sulla destra proprio Stefano Rizzato che sta seguendo tutte queste vicende. Come vi ricordavamo, le ammiraglie e i corridori si fermano e percorrono la parte destra della carreggiata, mentre invece le moto al seguito percorrono la parte e occupano la parte sinistra della carreggiata. Questa è la divisione della strada alle spalle del gruppo, e proprio lì c'è Stefano Rizzato. Vai Stefano! Eh sì, non un bel taglio, insomma, c'era parecchio sangue sulla guancia di Davide Ballerini, come avrete visto dalla ripresa delle nostre moto, e adesso viene proprio medicato con molta attenzione dalla vettura numero 1 del medico, l'ammiraglia De Koning, che è qui con Davide Bramati che segue proprio queste operazioni. Andremo a chiedere appena la situazione diventa un po' più tranquilla come si sia procurato questo taglio il corridore lombardo. Dicevamo un finale di tappa che può essere calzante alle sue caratteristiche per Davide Ballerini, corridore che è passato professionista con Landroni, che ha creduto in lui, poi il passaggio l'anno scorso all'Astana, e l'errore dell'Astana è stato far firmare solo per un anno questo corridore. Probabilmente non si aspettavano che fosse così forte, e firmato un anno di contratto, poi la De Koning ha voluto fargli sottoscrivere un contratto, e lui, malgrado la controfferta dell'Astana, ha scelto proprio di andare nella formazione belga, perché per un corridore come lui che ama le classiche del nord, la De Koning di Lefebvre è la squadra migliore. Sicuramente, poi questi giovani talenti magari finiscono in squadre che poi non vengono valutati come dovrebbero essere, perché magari sono in tanti, non vengono fatti correre nel modo consono e quindi magari si perdono, e quando c'è l'occasione magari di andare in una squadra dove loro si sentono più protagonisti, si sentono più protetti, loro decidono appunto di fare questo passaggio. Per lui che ama le classiche, finire in una squadra come la De Koning è sicuramente molto importante, e i risultati gli stanno dando ragione, perché sta dimostrando di andare forte a questo giro, e quindi probabilmente lo vedremo protagonista in questo finale di corsa, perché ha le credenziali e le potenzialità per poterle fare. Ancora l'automedica, ci informa Rizzato. Questo è il passaggio sul fiume Adige che vi dicevamo va a sfociare proprio nel mare Adriatico, che qui a pochi chilometri. Noi ci fermiamo per qualche istante.